Alessandro Manzone, 24 anni, di Siculiana, è stato condannato dal GUP del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano a 2 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo plurimo e lesioni personali. Manzone è il giovane automobilista coinvolto nell'incidente stradale del 12 agosto 2012, dove lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per Maddalusa, persero la vita i quindicenni Cristian Russo e Giuseppe Piparo di Villaseta e rimasero feriti altri 5 ragazzi. Le vittime viaggiavano a bordo di uno scooter Gilera Runner, con loro anche altri coetanei in sella rispettivamente ad una Vespa Piaggio e ad un altro Gilera. Era circa l'una di notte quando il gruppo di giovani centauri stava rientrando nel loro quartiere di Villaseta. Una volta immessi sulla strada statale è sopraggiunta un'Alfa Romeo 147 condotta da Alessandro Manzone che li ha travolti. Per il 24enne siculianese la pubblica accusa aveva chiesto la pena di 2 anni e 4 mesi, 60 giorni di reclusione in meno rispetto alla condanna emessa dal GUP.